Sante Chiarcosso, patron dell'associazione Help Haiti, una giornata di sport, di festa qui al campo sportivo di Pasian di Prato, c'è la Rupas Day. Di cosa si tratta? Si tratta di mettere assieme più società sportive, più sport assieme, cosa che abbiamo iniziato 4 anni fa, ma adesso abbiamo allargato, abbiamo pensato ai bambini dai 5 ai 13 anni che praticano più sport e diventano cavalieri a Pasian di Prato, perché Pasian di Prato ha tante attività, tante società, ma ha poca comunicazione fra di loro. Le società sono in crescita, in difficoltà, però un bacino di 9.000 abitanti, qual è Pasian di Prato, merita che realizzino qualcosa assieme per valorizzare il territorio e quindi credere in se stessi. Per quanto riguarda gli sport abbiamo il rugby, abbiamo il calcio e abbiamo la bicicletta. Sì, oggi saranno loro a dirvi degli sport. Abbiamo fatto già basket, atletica, la run, la bicicletta e anche il volley. Tutti i proventi di questa splendida giornata qui al campo sportivo verranno devoluti alla popolazione di Haiti. In effetti, finché abbiamo volontà e forza, col nostro comitato che si riunisce regolarmente, daremo tutti i proventi che noi riusciamo a differenziare tra le costi e le spese che rimangono per Haiti. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni euro che viene ricavato oggi o dalle offerte o dalle manifestazioni in sé viene destinato a un bambino di strada ad Haiti, il quale con 1 euro un giorno manca. Noi qui alle spalle abbiamo la nostra storia. Quella bambina che si vede su nel 94, che l'abbiamo visitata, non sapeva cos'era il cibo, mangiava con le mani. Ha un bel viso, ma adesso è diventata quella lì, infermiera, è diventata mamma di famiglia e già pensa al futuro per i loro bambini. Mario Anzi, il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, una giornata in cui si possono praticare e imparare tanti sport. Sì, il merito va indubbiamente agli organizzatori, alla Help Haiti, che ha saputo unire anche il rugby di Pasiano e la pasianese. La Rupas sarebbe in effetti la società che organizza ma che mette insieme tutti gli altri, e lo sport è così, facilita la collaborazione tra realtà differenti, che poi è il virtuosismo delle nostre comunità, e in questo caso la manifestazione ha anche un bel nome, lo sport per la vita, e lo sport è un insegnamento per la vita. In questo caso c'è anche uno scopo benefico, quello appunto di aiutare chi sta in difficoltà, ed è un merito che l'Help Haiti ha da tantissimi anni ormai. Ma lo sport, oltre a svolgere attività benefica, è anche un insegnamento per la vita, insegna a rialzarsi, insegna a superare le avversità. Giulio Peresini, sindaco di Pasian di Prato, lei avrà il compito di nominare dei piccoli cavalieri, alfieri e fanti nelle discipline sportive, questo grazie al Pass Sport. Di cosa si tratta e come si ottengono questi titoli? Sì, direi che avrò l'onore e il piacere di dare questi riconoscimenti ai ragazzi che hanno partecipato, ai ragazzi e ai bambini che hanno partecipato a questo evento, a questo progetto che è stato composto da manifestazioni sportive che si sono svolte in giornate dedicate appunto a 6 sport, a 6 discipline diverse, e i ragazzi che sono riusciti a partecipare alla maggior parte di queste discipline saranno premiati con questi riconoscimenti. Quindi chi ha seguito almeno 3 discipline riceverà riconoscimento di fante, chi ne ha seguite 4 o 5 riceverà riconoscimento di alfiere, e il cavaliere sarà chi è riuscito a partecipare a tutte le giornate dedicate a queste 6 discipline sportive. Alessandro Simonetti, vicepresidente di Help Haiti. Una delle discipline che sono state praticate qui a Pasian di Prato è la bicicletta, 4ª edizione della Gravel per Haiti. La Gravel per Haiti, sì. La Gravel per Haiti è l'ultima nata delle corse per
per Haiti. Tutto quello che organizziamo serve per raccogliere dei fondi e poi destinare appunto alle persone più bisognose, insomma, di Haiti. Quest'anno siamo proprio soddisfatti di come è andata. 106 partecipanti, l'anno scorso eravamo a 42, per cui è stato un buon incremento. Sergio De Nobili, presidente del Rugby Club Pasiana di Prato, una giornata di festa assieme, cosa avete fatto? Beh, a parte partire la mattina presto per allestire la partenza della Gravel, che è più rivolta agli adulti, pomeriggio speravamo in un afflusso maggiore di bambini, però la concomitanza con altre manifestazioni che ci circondano va bene quello che è stato, quello che sono venuti i bambini, si sono divertiti. Abbiamo mescolato per questo gemellaggio che noi facciamo con la nuova Pasianese Calcio Academy. Cerchiamo di mescolare quello che è il gioco del rugby con il gioco del calcio e facciamo divertire i ragazzi. Victor Tosoratti, responsabile per le giovanili della nuova Pasianese Academy. Come è andato questo gemellaggio tra due sport? Ma è andato sicuramente bene, come tutte le feste di sport, diciamo, no? Perché l'obiettivo è sempre quello di farli divertire. Poi è chiaro che le attività sono complesse, è sempre più difficile gestire un'attività sportiva, che sia rugby, che sia calcio, insomma tutti sanno benissimo le grandi difficoltà che ci sono, però insomma la soddisfazione è poi vedere questi ragazzi contenti.